quattro palloni, ammanata, quattro, non come era così, perché era difficile questa partita, però quattro palloni, ammanata, una miseria, quattro palloni, guarda, ma a quanto tempo che non gestiva la vittoria per 4-0, guarda, ma la miseria. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Spettacolo Mercato, batto al napoletano, come state, va giù, spero tutto bene. Oh mamma mia, va giù, che partita, la Cremonese non ha capito niente. Cioè, Antonio Conte ha detto che secondo me ha detto ne spogliatoio prima che cominciava la partita, ha detto, secondo me, poi non lo so. Oh, sentite, che sia importante per la qualificazione ai Champions. Se perdiamo questo, ho fatto tutto quanto. Se vinciamo questo, vi do 1000 euro a testa. Fate un po' a prova. Secondo me, lo dici? Vabbè, però giù, a parte gli scherzi, mamma mia, abbiamo dominato. L'abbiamo dominata la partita, veramente. Prima De Bruyne, poi che poi tra l'altro non ho capito se il gol che ha segnato al 45esimo minuto è suo regolare oppure autogol. Non ho capito, però da quello che ho sentito da DAZN dovrebbe essere autogol. Poi dopo mi vado a vedere se è autogol oppure no. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'era il rigore che Doveri ha dato a favore del Napoli. Secondo me non era difficile, però è arrivata la conferma dal VAR. Quello era rigore, poi tramite replay e prima di registrare mi sono andato a vedere qualche frame di di quell'azione e la mano era, anche se per protezione, me la sono andato a vedere, ho visto che stava staccata e non attaccata al corpo. E poi giù, mamma mia. Cioè, McTominay mostruoso. Tra l'altro ha sbagliato pure il rigore, non hai capito come ha fatto a sbagliare. C'è un rigore piano, la tira alta, centrale, forte, e hai fatto, mo fammi l'incoach forte, out, e venuto là, sinceramente. Ma se non vuoi tirarla alta, tirala almeno forte a sinistra, perché Audero, in alcuni mi sono andato a vedere alcuni rigori di Audero che hanno tirato ad Audero e ho visto che la maggior parte delle volte si butta a centrale o si butta a destra. Vabbè, però ci accontentiamo del 4-0 che tra l'altro doveva tirarlo un altro di rigore. Non lo doveva tirare McTominay. Però voleva consolidare, voleva fare il secondo gol della partita e ha detto proviamoci, vediamo che combiniamo. No, vabbè, poi io secondo me, parlando un po' dell'arbitro, no? Secondo me, a prescindere dal rigore, che magari era difficile capire se c'era oppure no, magari se ci voleva qualche frame in più, però a prescindere da quell'azione, secondo me ha arbitrato abbastanza bene, ha arbitrato ha fatto una partita decentemente. E secondo me più arbitri, cioè tutti gli arbitri in Italia dovrebbero prendere esempio da Doveri e di come ha arbitrato questa partita, che diciamo ha arbitrato metà all'inglese e metà all'italiano, cioè qualche fallo non lo fischio, qualche fallo lo fischio, si cosca.
però a prescindere è stata una partita a livello arbitrale molto buona. Poi ultime cose, c'è stato un inizio di partita, i primi 15-16 minuti del Napoli mostruosi, la Cremonese si è vista poco, la Cremonese si è vista fino al 25esimo, 30esimo, poi non si è vista più la Cremonese e dal secondo tempo magari ha fatto qualcosina, ha provato a far gol, però Milinkovic Savic non è che non si è stancato, non ha sporcato il guanto più di tanto. Se no potevo stare, però vabbè. E scusate per i rumori, ma è la sedia che fa tanto rumore, vabbè. E, però la Cremonese poteva fare di più, magari poteva metterci un po' la testa, però si vede che non l'ha messa a testa. Sì, erano tutti quanti ubriachi, mezzo ubriachi. Vabbè. Oggi io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale, che così l'algoritmo mi fa salire un poco. E se volete commentate anche su come vi è parsa la partita. Ciao a tutti.